Nel 2003 e prende piede proprio qua da Bitti, da una idea di Carlo Boedu, il progetto In Rosa, cioè la creazione di un gruppo folk di sole donne. Quindi questa idea che trova poi anche il benestare di tante ragazze di Nuoro capoluogo, di Nuoro città, e piano piano si espande anche a macchia di leopardo. Oggi possiamo contarne a decine di gruppi folk in rosa. Il gruppo Sas Lugoresas è una fortissima testimonianza di quel ballo delle donne che vuole essere anche un attimo di riflessione su quello che è anche il mondo della donna e vuole essere anche una sorta di riscatto sociale della donna stessa, che spesse volte sembra che sia messa in disparte, no? Dalla comunità, non oggi, ma parlo di tantissimi anni fa. Invece le donne di Sardegna riescono a trovare, a ritagliarsi quello spazio vitale che attraversa sì la loro storia, che è una storia di cultura e una storia di bellezza anche attraverso i balli. Vi fate un applauso comunque al gruppo folk femminile Sas Lugoresas, che sono accompagnati all'organetto diatonico appunto da Carlo Boedu. Sono i due balli fortemente identitari, fortemente tipici di Nuoro, da piazza, portati qua stasera a Bitti, e ci li facciamo presentare anche da loro. Faremo Passo Torrau e a seguire sul Nugoresu. Eccoli qua, Passo Torrau e sul Nugoresu.
incassa l'animo gentile delle donne di Nuoro. Ringraziamo per l'intervento Gian Michele Lai e Carlo Crisponi. Grazie a Carlo Boedu, l'applauso di Bitti è per Nuoro. Nel suo capolavoro letterario, Grazia Deledda definisce Galtellì la sua Galte. Andiamo all'interno di uno dei borghi medievali più belli e suggestivi e ben tenuti non solo della nostra isola ma di tutta Italia. Se non siete mai stati e state a Galtellì è il momento che vi facciate una bella passeggiata, perché oltre a trovare la genuinità dell'ospitalità della sua gente e di questo popolo, troverete veramente un borgo meraviglioso, ben conservato. E il gruppo Folk, che nasce esattamente 46 anni fa, forte testimone di autentiche tipicità, attraverso la testimonianza visiva dell'abito femminile e di quello maschile, dei suoni giovanissimi, poi ve lo presento, e soprattutto dei balli che arrivano da tempi lontanissimi, balli che riesplodono stasera Bitti in tutta la loro bellezza. Un ricambio generazionale perfetto, vi renderete conto della giovane età sia dei ragazzi e sia delle ragazze. Gruppo Folk, tradizioni popolari, Galtellì. Gruppo che tiene vivo questo cuore del popolo galtellinese, che pulsa di gioventù anche grazie al suo organista Gabriele Solinas. Mi fate un applauso a Gabriele. Gruppo Folk, tradizioni popolari, a ritmare la storia, il tempo, i passi, i balli dal 1979. Ballo e Ischina.
inno alla vita, una rinnovata dichiarazione d'amore, quella del gruppo folk Tradizioni Popolari, che tributa alle sue consuetudini tra le mura domestiche, questo ballo che non muore mai. Mi fate ancora un applauso a Gabriele? E là c'è Fischetto, hai ragione. Poi per chi suona. Ancora un secondo ballo che vuole essere anche un ballo di ringraziamento, di saluto verso gli organizzatori, le leve che hanno organizzato appunto la festa in onore della Madonna de su Miracolo qua a Bitti, ballo Tres Passos.
memorie e passioni che riemergono nella bellezza e nella brillantezza dei balli del gruppo folk Tradizioni Popolari di Galtellì, e un applauso a Gabriele Solinas. Grazie. Vai! Grazie, grazie di cuore.